questo piccolo esempio del modo di operare di questi signori mi permette di ritornare su un aspetto che è stato messo in evidenza dal nostro candidato sindaco poco fa e che è un tema fondamentale per noi, un impegno programmatico fondamentale, quello della trasparenza amministrativa. Noi diciamo, e mi rivolgo al mondo delle associazioni, equità di trattamento fra tutte le associazioni e definizione di rapporti con l'amministrazione comunale ispirati alla trasparenza e al riconoscimento pubblico del ruolo che ogni associazione ha nel territorio nella materia di competenza. Noi non ci stancheremo mai di dirlo, questa è per noi la parola d'ordine, trasparenza amministrativa dalla A alla Z. Questo significa che se io devo fare una pratica edilizia a Portogruaro o se io devo fare impresa a Portogruaro, noi ci impegniamo a garantire un procedimento amministrativo trasparente per tutti, in tempi certi, con risposte certe. È ora di finirla con questi anni che hanno fermato Portogruaro perché qualcuno aveva l'interesse politico di farlo. È ora di cambiare. Noi abbiamo detto, e voglio fare un altro cenno al programma amministrativo, sta tutto nella prima pagina a mio avviso, laddove diciamo: vogliamo che il municipio sia la casa aperta di tutti i cittadini, per cambiare con loro Portogruaro, farla crescere e riportarla ad essere una delle prime 100 città d'Italia. Ebbene Lucio, questa è la nostra dichiarazione d'amore per Portogruaro. Noi amiamo questa città, non ci stancheremo mai di dirlo. E il fatto di impegnarci per farla crescere da tutti i punti di vista, significa farla crescere dal punto di vista sociale, significa farla crescere dal punto di vista economico, farla crescere anche dal punto di vista demografico, se saremo in grado di creare le condizioni necessarie. Per questo noi ci impegniamo per rendere Portogruaro una città vivibile ed una città per vivere, una città bella, aperta, sicura, anche stimolante per tutti quanti noi. Faccio un cenno veloce ad alcuni elementi programmatici che poi sono richiamati e spero ci sarà modo di discutere anche con maggior attenzione. È stato messo in evidenza quello che io chiamo l'attenzione per il diritto al futuro, il diritto al lavoro, cioè, e il diritto a fare impresa. Ebbene, è stato ricordato come molte aziende abbiano scelto o siano state costrette a scegliere di non investire su Portogruaro, perché non vi erano le condizioni per farlo, perché non vi era la certezza dell'iter burocratico amministrativo, perché più e più volte c'è stata la sensazione che fossero solo alcuni ad andare avanti. Noi vogliamo stravolgere completamente questo concetto. Vogliamo fare in modo che le aziende possano venire ad intraprendere a Portogruaro. Il diritto alla casa. Il diritto alla casa è un diritto fondamentale. È stato messo in evidenza questo paradosso. L'ufficio anagrafe non ha potuto darmi un dato che secondo me sarebbe molto interessante valutare. Quanti giovani in età fra 20 e 30 anni hanno abbandonato Portogruaro, come ha ricordato Angelo poco fa, e sono andati a vivere immediatamente al di là, oltre confine, perché i costi magari sono differenti. Dobbiamo aver coraggio di parlare anche nel nuovo piano di assetto del territorio di edilizia sociale, rivolta ai giovani, alle giovani coppie e anche agli anziani, ipotizzando delle soluzioni che ci consentano di offrire loro una forma di affitto calmierato, una forma di acquisto di questi beni immobili calmierata, magari tenendoli all'interno del centro, del cuore pulsante della nostra stessa città. Il diritto alla salute è stato ricordato benissimo poco fa. Abbiamo parlato di ospedale, io aggiungerei anche centro antidiabetico. Noi ci impegniamo in prima persona per difendere e tutelare il centro antidiabetico di Portogruaro, che oggi si trova esposto al rischio di un depauperamento progressivo, magari sottile, fatto sotto banco, sotto traccia. Noi siamo impegnati in prima persona per la sanità, per la difesa della sanità a Portogruaro. Il diritto alla famiglia è stato ricordato benissimo, è un elemento fondamentale per noi, il diritto alla famiglia. Questo significa dover investire sui servizi per la prima infanzia, sui servizi per gli anziani. Per quanto concerne la prima infanzia, noi abbiamo degli standard bassissimi rispetto a quello che è previsto ad esempio dal piano di zona dei servizi sociali. La copertura di posti in asilo nido è nettamente insufficiente rispetto a quella che è la realtà di Portogruaro. In età da 0 a 2 anni ci sono 852 bambini. Noi dovremmo poter coprire circa il 30% di
di questi nuovi nati, composti in asilo nido. Siamo esattamente al contrario, siamo completamente indietro, da questo punto di vista non ci sentono. Faccio anche un cenno, un esempio a quello che mi aspetto io che possa essere, ad esempio, un modo di approcciare la città. E faccio un esempio del quartiere in cui vivo, via Villa Storta. Via Villa Storta, voi tutti la conoscete, è una strada che si ritrova vicino al polo scolastico tecnologico, che si ritrova vicino al polo sportivo delle piscine, del bowling per intenderci, e che oggi è del tutto inadeguata rispetto all'utilizzo che se ne dovrebbe fare. C'è una carreggiata che è ristretta, una carreggiata che è limitata, c'è il canale Ronchi interno che a nostro avviso dovrebbe essere chiuso, tombato per recuperare spazio e rendere maggiormente agibile questa strada. Non si può modellare lo sviluppo di una città, come in questo caso, creando su questo quartiere un impatto enorme in termini di traffico e non infrastrutturandolo in modo tale che questo impatto possa essere armonizzato con il quartiere stesso. Chiudo dicendo una cosa molto semplice. Noi abbiamo scelto come slogan per questa campagna elettorale Portogruaro a chi la ama. Ebbene, noi questa città la amiamo, l'ho detto prima, noi abbiamo fatto questa dichiarazione d'amore per Portogruaro. Io sono convinto che noi potremo toglierci la soddisfazione di portare finalmente il cambiamento amministrativo a Portogruaro. Per farlo avremo bisogno dell'aiuto di tutti quanti voi, dovremo lavorare fino in fondo, fino all'ultimo giorno di campagna elettorale. Io vi ringrazio e vi saluto. Viva il popolo e la libertà, viva Angelo Tavaro, sindaco, viva Portogruaro!